Terza corsa, una femmina di 3 anni, 13 dietro la macchina, 1 Fiona del Sile, 2 Free Power, 3 Frisson, 4 Forza Onore GPD, 5 Fiona dei Ronchi, 6 Falena, 7 Frida Spritz, 8 Follow Me, 9 Fujiko Mech, 10 Filosofia Grimm, 11 Fiaccola di Risaia, 12 Facsimile, 13 Fallaci di Casei. L'autostart va molto piano, li accompagna, si prepara al lancio una volta in dirittura. E sono tutti su una linea, con veloce all'interno Fiona del Sile, con accanto Free Power, all'esterno è veloce Fiona dei Ronchi, si imbocca la prima piegata, c'è l'errore di Frisson, Fiona del Sile in vantaggio, Free Power che passa numero e si installa 3, al Frisson, comando, terza in corda squalificato. Frida Spritz, 200 metri in 15 numero e 3 13, per Fallaci Free di Power Casei, che è in vantaggio dalla seconda fila, parte bene Fujiko Mech che prova a puntare in avanti una volta rimasta scoperta, poi Follow Me che precede Fiona dei Ronchi, quindi Filosofia Grimm, l'attacco di Fujiko Mech. 38 per i primi 400 metri di corsa, Free Power vuol correre al comando, all'esterno si deve adeguare Fujiko Mech, seconda pariglia per Follow Me, in corda rimane Fiona del Sile che precede Frida Spritz, quindi gli altri con Filosofia Grimm che segue il gruppo, terza pariglia per Fiona dei Ronchi, poi Forza Onore GPD, ancora Falena in quinta pariglia esterna, una delle più attese, rimasta un po' attardata nella fase iniziale. Primi 800 in 1, 2 e 6, con un 15 e 7 davanti alle tribune per Free Power che è in vantaggio, Fujiko Mech allo scoperto con in scia Follow Me, in corda Fiona del Sile che precede Frida Spritz, quindi Filosofia Grimm, 1,18 e 4 il chilometro iniziale da parte di Free Power che è in vantaggio, all'esterno sempre Fujiko Mech in attesa degli eventi, numero Fiona del Sile 6, in corda Falena, con accanto Follow Me, quindi gli altri dalle retrovie non si progredisce, a 400 dalla conclusione, 14 e 9 la retta di là, Free Power in vantaggio, nella sua scia rimane sempre Fiona del Sile, all'esterno prova a venire via Follow Me a 250 dalla conclusione, la piegata conclusiva passata in 15 e 4 da Free Power che è in vantaggio, Fiona del Sile nella sua scia, poi Frida Spritz che cerca di venire a correre, Free Power in vantaggio, lo scatto di Follow Me a largo di tutti, anche Filosofia Grimm, ma Free 4, Power Forza ha chiuso la partita, GPD, vince come vuole nei confronti di Filosofia Grimm che finisce fortissima al largo e viene a battere Follow Me. 33 ad arrivare, 1,17,2 il ragguaglio cronometrico per il successo di Free Power. Davide Di Stefano per il team Elert, i colori del signor Klaus Fritsch. Vince la figlia di Infinitive e Zenith Power. Dopo una carriera austriaca, colpisce prima al ritorno in Italia. Il team Elert al training, Davide Di Stefano preciso nel percorso di testa. I colori appunto di Klaus Frisch, successo per Free Power che vince nei confronti di Filosofia Grimm e Follow Me in numeri 2, 10, 8, l'arrivo della terza.